Un cordiale saluto a voi tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il meteo. Abbiamo vissuto una settimana di carattere prevalentemente invernale, di stampo invernale. È arrivata aria più fredda, è scesa la neve fino anche a delle zone pianeggianti, specialmente quelle più settentrionali del Veneto. È caduta anche parecchia neve sulle zone collinari e montuose. Adesso la situazione è destinata a cambiare. In effetti la vasta depressione presente sul Mediterraneo, che aveva arrecato questo peggioramento del tempo, si allontanerà e lascerà spazio ad una saccatura che scenderà in corrispondenza della penisola iberica e attiverà delle correnti da sud-ovest che saranno più calde e umide e porteranno un nuovo peggioramento tra sabato pomeriggio e la giornata di domenica. In effetti, con la mappa qui di fianco, che riguarda la distribuzione delle alte e delle basse pressioni a circa 5500 metri, ci fa vedere appunto con i colori sul blu la discesa di questa saccatura che attiverà delle correnti in quota da sud-ovest. Come ben sappiamo, quando ci sono queste correnti da sud-ovest il tempo è destinato a peggiorare. Ma andiamo per gradi. Venerdì anzitutto il tempo sarà abbastanza buono, a parte qualche residua precipitazione nelle primissime ore sui settori meridionali, in particolare delle Polesine, proprio nelle prime ore, mentre sul resto del territorio avremo ancora nubi di passaggio e qualche schiarita soprattutto nel pomeriggio. Le temperature saranno sempre fredde anche durante il giorno. Per quanto riguarda sabato, ci sveglieremo con sabato freddo, temperature probabilmente al di sotto dello zero anche sulle zone pianeggianti, però arriveranno delle nubi che abbastanza velocemente copriranno i nostri cieli, che nel corso del pomeriggio daranno le prime precipitazioni. A causa del cuscinetto freddo presente sul nostro territorio ci sarà la possibilità di vedere qualche fioccata anche sulle zone prossime alla pianura, almeno nella prima parte del peggioramento. Poi la quota neve è destinata a salire. In effetti nella giornata di domenica ci saranno delle piogge per buona parte della giornata, piogge che saranno intense soprattutto sulle zone montuose. Anche lì la quota neve è destinata a salire e superare abbondantemente anche i 1000 metri, quindi in alcune zone montuose dove è caduta la neve prenderà il posto appunto della pioggia, e questo tempo incerto dovrebbe caratterizzare anche il lunedì. Con ora concluso, auguro a voi tutti un sereno fine settimana. Per quanto riguarda questa trasmissione, ci vediamo all'inizio della prossima.